Questa trasmissione è offerta da Banca Patadina, gruppo bancario cooperativo. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 come di consueto, siamo in diretta sulla pagina Facebook. Come vedete la location non è lo studio, siamo in un posto straordinario, uno dei monumenti più belli non solo di Padova ma di tutta Italia, perché il Palazzo della Ragione una volta era stato costruito nei primi del 1200 per essere il tribunale appunto dei cittadini, oggi è uno dei saloni più belli che possono esistere per una città e ovviamente Padova ne è fiera di averlo. Questa sera noi siamo qui perché c'è una festa importante, la festa del CONI regionale, dove ci saranno le premiazioni delle benemerenze sportive organizzato dal CONI Veneto, e ovviamente avremo gli ospiti qui e parleremo nella trasmissione di tutto quello che sta accadendo all'interno del salone, e poi noi ve lo faremo vedere con il presidente del CONI Dino Ponchio e l'assessore allo sport della Regione Veneto Cristiano Corazzari. Grazie a entrambi di essere qui. Presidente, suona il telefono, lei è impegnatissimo, siamo in diretta quindi succede tutto. Tra poco inizia un evento importante, lei è stato il protagonista di creare questo evento qui, in questo posto meraviglioso. Le do il microfono, racconti il tutto. Racconto che sono felice, sono onorato di avere questa opportunità di organizzare in questo sito meraviglioso il biglietto da visita di Padova Laica, perché quella confessionale c'ha il santo, questa cerimonia di consegna delle benemerenze sportive, le stelle ai dirigenti e alle società, le palme ai tecnici e le medaglie ai veri protagonisti, gli atleti. Ne abbiamo tanti, sono belli, 121 benemerenze perché accorpiamo 2018-2019, l'anno scorso non abbiamo potuto fare questa cerimonia, quindi dobbiamo anche correre, abbiamo molte presenze significative, cominciando dal mio presidente Malagò, ma anche a livello istituzionale, il sindaco di Padova, l'assessore allo sport regionale, l'assessore Bonavina, quindi il prefetto, questore e moltissime autorità, ma soprattutto mi piace ricordare che qui onoriamo chi ha onorato lo sport, quindi le eccellenze dello sport veneto sono la punta di diamante, il vertice di una piramide sportiva veneta che è rappresentata da oltre 650.000 tesserati ai vari livelli, oltre 150.000 addetti ai lavori e 13.860 società, un popolo che merita rispetto, chiede rispetto a tutti i livelli, anche istituzionale, e che lavora tanto, lavora sempre, lavora senza chiedere niente per sé e tutto per i ragazzi e le ragazze che segue. Li segue così bene che qualcuno gareggerà, qualcuno vincerà, qualcuno magari andrà anche alle Olimpiadi, magari vincendole, ma di sicuro per tutti, lavora per tutti questo popolo dello sport per farli crescere bene e farli diventare dei cittadini migliori. La lascio andare via tra poco perché so deve iniziare la serata, però le rubo un secondo solo per dirle che è fiero di aver organizzato un evento in questa straordinaria sala, si è dato da fare per organizzarla, è da poco che è presidente regionale, quindi il suo inizio di lavoro per lo sport regionale, se inizia da qui, insomma il popolo sportivo si deve aspettare molto e avrà molto da lei. Certamente noi ci impegniamo, come ho già detto diverse volte io ho la carriera dietro le spalle, quindi io faccio un mandato solo, quindi come i bambini voglio tutto e subito e cerco di dare il massimo da subito, cercando di far diventare il CONI un'agenzia di servizio che eroga servizi allo sport, quindi un CONI di servizio dello sport. Sì, buon lavoro, non stia a dire un mandato solo, perché dicono tutti così, poi sono bravi e poi ne farà molti più. Buon lavoro, buona serata, poi avremo ovviamente tutti gli ospiti, tra questi il presidente del CONI Giovanni Malagò. Vengo dal presidente regionale Corazzari, lo sport come va nel Veneto? Inizio da qui con lei, assessore. Prima il presidente Ponchio sottolineava la forza del movimento sportivo veneto che rappresenta un'eccellenza a livello nazionale. Il Veneto è regione di sport e di sportivi, abbiamo sentito i numeri, oltre 650.000 tesserati nelle varie discipline tra atleti e tra tutto quel mondo che ruota attorno allo sport, un mondo di volontariato legato allo sport che per noi rappresenta un valore insostituibile per la crescita anche delle nostre comunità e quindi è
questo movimento, questo sistema permette poi il raggiungimento dei grandi risultati a livello agonistico. Sottolineiamo quindi come dietro al momento di grande emozione che viviamo durante un'Olimpiade o durante un campionato europeo di calcio, che ci vede primeggiare nel mondo ed essere orgogliosi della nostra bandiera, della nostra appartenenza, nasconde dietro un lavoro che parte dallo sport di base, dalla crescita dei giovani, dal anche riuscire a trasmettere dei valori che sono valori dell'impegno, della determinazione, del rispetto delle regole ai nostri ragazzi, e se non ci fosse tutto questo movimento, tutte queste persone, ciò sarebbe impossibile. Ecco, senti Assessore, detto tutto questo che ovviamente fa onore a quello che lei sta dicendo, però c'è una cosa che io devo chiederle. Lo sport delle volte a livello istituzionale è messo, non dico come ultima ruota del carro, però ci sono molte altre priorità per la vita del comune cittadino, lasciamo stare questo periodo del Covid che tutti conosciamo. Ecco, non si potrebbe far sì che lo sport, specialmente lo sport di base, avesse un attimino un po' più di finanziamento, un po' più, parliamo in maniera proprio papale, un po' più di soldini sullo sport di base per farlo crescere, dove crescono i giovani, crescono le famiglie, cresce il futuro dell'Italia, insomma. Beh, questo sicuramente è vero. Non dimentichiamo che investire €1 nello sport significa investirlo nelle nostre comunità, perché poi c'è un ritorno in termini appunto di costruzione della comunità, della rete di comunità, dei rapporti tra le persone, della trasmissione anche di valori ai nostri giovani, che non fanno altro che far crescere tutta una società. Quindi è vero che le istituzioni devono dedicare attenzione. Noi come Regione abbiamo dei fondi destinati alle società sportive, dei fondi destinati a tutto il mondo della disabilità, all'aspetto dell'inclusività. Con la sanità abbiamo cercato di sostenere in questi mesi difficili della pandemia le società sportive, dando loro dei protocolli che fossero i più praticabili possibili, garantendogli la possibilità di accedere ai tamponi, ai vaccini. Insomma, è chiaro che dobbiamo fare squadra, grande lavoro fanno anche le amministrazioni locali, i comuni che sostengono direttamente molte società sportive e molte realtà di volontariato legate allo sport. Si può fare di più, è vero, occorre investire in questo settore, perché voglio sottolineare come oggi lo sport sostituisca anche punti di aggregazione, sostituisca anche altri punti di riferimento che vi erano nel passato nelle nostre comunità. Quindi oggi avere uno sport sano, forte e che sia ben integrato con la comunità significa avere una comunità con un valore aggiunto in termini anche di qualità della vita. Chiudo dicendo, un grande lavoro bisogna fare anche sull'impiantistica sportiva. Noi come Regione abbiamo un bando a disposizione di tutti gli enti locali e delle società sportive per appunto permettere la messa in sicurezza, l'adeguamento tecnologico e alle normative di tutta l'impiantistica sportiva che abbiamo in Veneto, che è molto diffusa capillarmente ma che ha bisogno continuamente di manutenzioni. Senta Assessore, poi la lascio ovviamente entrare all'evento. Non possiamo non dire due parole di questo evento in un palazzo storico, in un palazzo straordinario, in un'organizzazione davvero insomma, che nel premiare le benemerenze di tanti anni fa onore al Presidente del CONI Veneto e a tutti voi, perché credo il CONI rappresenti anche un attimino la sua attività come Assessore allo sport, insomma. Beh, assolutamente, diciamo è un momento significativo. Noi siamo onorati anche della presenza dei vertici del CONI nazionale, del dottor Malagò, che ci sta accompagnando come Regione Veneto anche in questa grande avventura che saranno le Olimpiadi del 2026. Ho avuto anche occasione di incontrarlo recentemente, stiamo facendo un grande lavoro insieme, quindi c'è già un'impostazione di gioco di squadra molto importante e questa è l'occasione anche di dare un ringraziamento, un riconoscimento a tutti coloro che nel corso di questi anni hanno lavorato e continuano a lavorare per il movimento sportivo, un riconoscimento che è assolutamente dovuto, quindi noi siamo qua veramente con un grande orgoglio. Grazie Assessore Cristiano Corazzari, buona premiazione, perché sarà di tale si tratta. Abbiamo alla mia destra e alla vostra sinistra l'assessore allo sport di Padova, l'avvocato Diego Bonavina. Grazie avvocato di essere qui. Allora iniziamo da questo palazzo, perché lei è di Padova, do da lei professionalmente, non mi piace tanto perché poi noi ci conosciamo da una volta, uno che ci vede ci conosce e dice si conoscono da una vita e si danno da lei, però facciamo le cose professionalmente. Palazzo straordinario, poi la regia ha inquadrato Piazza delle Erbe, dall'altra parte Piazza delle Frutte, questa navata stupenda, insomma una location incredibile. Sì, assolutamente, buonasera a tutti, è un posto meraviglioso. Ho avuto la fortuna di
accogliere il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che si è guardato attorno, ha detto io non ero mai stato qui dentro, è una cosa meravigliosa. Effettivamente queste sono le parole giuste per un palazzo che ha fatto la storia e farà la storia di Padova nei prossimi 100 anni, per cui di questo siamo orgogliosi. È bellissimo che lo sport entri dentro un luogo di cultura come il Palazzo della Ragione. Ecco, Diego, nel parlare di questo si ritorna a una vita quasi normale. C'è gente, gli stadi cominciano ad avere pubblico, i palazzetti pure, insomma sembrerebbe uso il condizionale perché qui non riusciamo a capirne più di tanto, però sembrerebbe che si ritorni alla normalità. Sì, siamo assolutamente sulla strada della ripartenza, me ne accorgo anche personalmente con gli innumerevoli eventi e le presentazioni, inizi di attività di tutte le associazioni sportive di Padova sono ormai tantissime, quindi siamo felici, siamo veramente felici di questa cosa e io mi auguro che continui sempre così. E l'apertura anche del... Guarda, scusa ti interrompo, facciamo vedere proprio brava la regia che me l'ha segnato l'inno d'Italia che la Stefania Miotto sta cantando in diretta proprio all'interno della sala, la nostra adiacente, perché ovviamente non possiamo trasmettere all'interno perché altrimenti l'audio andrebbe davvero a creare una Ascoltiamo confusione. Stefania. Sì, ascoltiamo Stefania allora. Alla morte l'Italia chiamò, stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò, sì! Bene, abbiamo sentito l'inno brava di Stefania, poi l'avremo che ospite nel nostro salottino. Grazie con la Michela Fagiani e Alex Case che presentano e conducono la serata. Volevo dire, è una sala bella al CONI, l'amministrazione di Padova l'ha concessa, quindi davvero onore anche all'amministrazione per quanto ha fatto per il CONI regionale in questa serata. Lo sport è fondamentale, lo sport è importantissimo, ha un ruolo incredibile come integrazione, come socializzazione, come benessere, come salute, non solo proprio nella parola sport, intesa nel suo senso stretto. E Padova, devo dire la verità, che è un'eccellenza da un punto di vista dello sport, di questo ne siamo orgogliosi, ne siamo fieri e quindi le porte di Padova per quanto riguarda lo sport, ma per quanto riguarda tantissime manifestazioni, sono sempre aperte. Devo dire che io sono felice quando tanti presidenti mi contattano per organizzare degli eventi a Padova. Non sono più io che devo andare a chiedere l'organizzazione degli eventi, ma sono tanti presidenti che vogliono venire a Padova. Questo è un segnale importante. Io la lascio entrare perché c'è ovviamente ci sono tutte le premiazioni. L'ultima, prima Corazzelli ha detto sì, mettiamo a disposizione delle disponibilità economiche per migliorare lo sport nel Veneto. E Padova cosa fa per questo? Padova ha già fatto tantissimo, ma voglio anticipare quella che è un chiaro intendimento dell'amministrazione comunale, proprio perché per celebrare questa ripresa, questa ripartenza, per celebrare questa ripartenza post-Covid, anche forse per un po' dare il giusto riconoscimento a questa candidatura che Padova ha presentato di città europea dello sport per il 2023, credo che sia importante la stiamo sdoganando, diciamo, un'operazione importante per aiutare tutte le associazioni sportive del nostro territorio, quindi di Padova, per riprendere l'attività, quindi un concreto aiuto economico. Grazie Dio Bonavina, e ci ha raggiunto, ovviamente c'è un cambio ospiti ogni 2 minuti qui perché ovviamente ci sono le premiazioni all'interno e non poteva mancare Rossano Galtaroccia, un atleta plurimedagliato, io non ricordo neanche più quante medaglie hai preso Rossano, quindi davvero, e ora sei un dirigente anche tu di questa famiglia straordinaria. Iniziamo da qui in questa serata bellissima, in una location straordinaria, e il CONI sta davvero facendo cose molto importanti. Sì, ciao Giorgio, buonasera a tutti. Dopo questo periodo così travagliato finalmente cominciamo a dar vita, ad organizzare di nuovo delle manifestazioni importanti per parlare di sport. Il presidente Dino Ponchio e tutta la giunta del CONI Veneto, di cui io faccio parte, sono uno dei 2 vicepresidenti, hanno creduto nell'approfittare di questa occasione, quindi di questa cerimonia per la consegna delle benemerenze 2018-2019 e organizzarlo in una splendida location come appunto è il Palazzo della Ragione qui a Padova. Ho visto il presidente Malagò sbarrare gli occhi quando è entrato, quindi dobbiamo essere veramente orgogliosi, quindi una location importante per dare veramente il giusto risalto a un momento che è un tributo a quanto hanno fatto
i nostri atleti, i nostri tecnici, i nostri dirigenti negli anni scorsi, e quindi finalmente possiamo rifarlo in presenza. Ecco, in presenza hai detto bene, finalmente hai detto bene anche finalmente, perché proprio è notizia fresca che gli stadi possono riempirsi, i palazzetti puri, i teatri puri, quindi è una bella notizia. E tu di bello cosa fai? Sei vicepresidente, vedo sempre che con la canoa non la togli ormai mai di mezzo. Senti, la domanda te la faccio un po' curiosa, ti manca un po' l'attività sportiva oppure l'hai messa in disparte e guardi un futuro perché così bisogna sia? Mi manca non più la parte agonistica, perché ho capito che insomma, forse non ho più l'età per affrontare tutto quell'impegno che c'è, però pur lavorando in un centro sportivo, il mio ruolo principale è essere direttore generale della Canottieri di Padova, però molto spesso arrivo a sera che non ho il tempo, non ho trovato il tempo per fare qualcosa di sportivo, e questo un po' mi dispiace, però imparerò a organizzarmi meglio. Vivo però quasi costantemente, comunque in contesti molto vicini allo sport, quindi questa è una cosa sicuramente di cui vado fiero. Io ti conosco da molto tempo, tu se non riuscivi nello sport saresti riuscito sicuramente in qualsiasi altra attività, perché sei un ragazzo capace. Senti, una domanda te la faccio, col senno di poi hai avuto quello che meritavi nello sport, o con l'esperienza di adesso, se tornassi indietro con il tempo, usando la bacchetta magica, potevi vincere di più, potevi far di più? Ma sai, una domanda che col senno di poi è facile. Allora ci sono due tappe, le Olimpiadi di Atlanta 96 siamo arrivati quarti da favoriti. È chiaro che lì ho capito che forse i nostri avversari sono stati molto bravi a studiarci, noi forse probabilmente potevamo fare qualcosa di meglio, perché a quei livelli basta veramente poco per rimanere fuori dal podio. La peggiore è stata a Londra, quando sono stato escluso dal ruolo di titolare per una scelta assolutamente discutibile. Ti sei arrabbiato un po' lì? Mi sono arrabbiato molto. Però devo dire che io la mia parte l'ho fatta. Dopo nella vita si può trovare qualcuno che ti mette i bastoni tra le ruote. Su quello non tornerei indietro, su quello che ho fatto. Forse farei più attenzione a qualche pugnalata alle spalle che puoi ricevere, però insomma questo fa parte un po' dell'esperienza. Lo prendi dalla vita. Ascolta Rossano, atleti che praticano questo sport importanti per il futuro dell'Italia, ce ne sono, giovani forti? Beh, intanto io ho avuto il piacere di commentare il medaglia d'oro dopo 21 anni nel canottaggio azzurro. Due ragazze splendide hanno fatto una gara incredibile, hanno riportato la medaglia d'oro all'Italia, e 15 giorni fa alla Canottieri abbiamo festeggiato 6 atleti, 5 per il canottaggio e 1 per la canoa, che sono stati a Tokyo. 5 alle Olimpiadi e un atleta per la prima volta per la nostra storia alle Paralimpiadi, quindi voglio dire, qui a Padova stiamo seminando bene. La nazionale sta funzionando bene, quindi Parigi è fra meno di 3 anni ormai. Quindi il futuro è roseo? Sì, direi di sì. Grazie Rossano Cantarossa, buon lavoro all'interno del Palazzo della Ragione. Ci ha raggiunto quella che pochi minuti fa avete sentito cantare l'inno d'Italia, sempre da brividi, che era preoccupata, ha detto Giorgio, una sala così, non c'è un impianto, un'acustica. Poi com'è venuta poi? Nel vederlo in televisione sembrava bene, ma anzi molto bene. Grazie Giorgio. Sì, devo dire che è andato tutto alla perfezione, i ragazzi poi del service sono stati bravissimi e la sala è di un'emozione unica, perché abbiamo questa sala che, se solo penso alla storia che ha vissuto, alle persone che ha visto, ai fatti che... mi viene... Senti Stefania, nel vederti, ovviamente ti ho visto nel monitor, quello piccolino che ho davanti, che è quello di servizio, ti sei emozionato ogni volta che canti l'inno? Ti emozioni sempre, cioè non è una cosa, la canti da molto tempo, però ogni volta nel vederti ti emozioni, davvero deve essere un brivido che provi all'interno della Stefania Miotto stessa. Sì, ogni volta, perché sono sempre situazioni diverse, per fortuna sempre situazioni molto belle, di emozione, poi insomma quella di questa sera in particolare, per cui è impossibile, ogni volta sono tranquilla, insomma, lì appena cominciano le prime note mi arriva la tachicardia, nonostante l'abbia cantato non lo so quante volte nelle situazioni. È una bella cosa questa. Sì, siamo esseri umani, siamo vivi e siamo carichi di emozioni. Senti Stefania, so che nel tuo proseguo della carriera hai molte iniziative, vuoi raccontarcene qualcuna, anticiparla? Sì, adesso sono molto felice perché si è ripresa anche un po', insomma, la musica, quindi anche all'interno
all'interno. Infatti ci sarà al via tra pochissimo la stagione lirica nella città di Selvazzano, all'Auditorium San Michele. Io sono direttore artistico, i musici patavini coordinatori di tutto, e quindi siamo felicissimi, anzi vi aspettiamo numerosi. Va bene, complimenti sempre per gli anelli piccoli. Sì, sempre cose, sai che sono minimalista, assolutamente. Sono così. Complimenti, grazie Stefano Meotto, grazie. E non poteva non esserci in questa mia trasmissione qui da questo palazzo il già presidente, ma ancora presidente Gianfranco Bardelle. Praticamente le persone che verranno premiate questa sera sono persone che sono cresciute sotto la presidenza di Gianfranco Bardelle, e nel vedere tutto questo credo, Presidente, che sia davvero una bella soddisfazione. Ti chiamo ancora Presidente perché uno che è stato Presidente lo sarà per sempre, mi dicono. Grazie. Innanzitutto voglio salutare i telespettatori che seguono le tue trasmissioni, perché porti molto sport e molta cultura, e questo per noi è molto importante come uomini di sport. Io ho fatto 14 anni di storia al CONI. Ti interrompo, 14 anni che, devo ricordarlo, ha stravolto lo sport veneto in una maniera importante. Prima era un attimino lasciato lì, e da quando è arrivato Gianfranco, io lo dico sempre, anche adesso che ha smesso, ha dato una svolta importante ed epocale proprio per quanto riguarda lo sport nella nostra regione. Passaggio è stato... Era giusto ricordarlo. Sì, ma il passaggio è stato che prima erano importanti i CONI provinciali, dopo è diventato importante il CONI regionale per fare più squadra, perché lo sport ha bisogno di squadra, non bisogna lasciare alle iniziative private, bisogna organizzarsi, e lo sport, l'abbiamo visto organizzato come dal CONI, ha portato a Tokyo tante medaglie e ha fatto vedere che l'Italia è al 9° o 10° posto al mondo come movimento sportivo, e questo merito di aver lasciato la strada di fare le iniziative ognuno per conto suo, ma di farle tutti assieme. Ecco, senti, nel ricordare questo evento, questa organizzazione che stiamo vedendo, credo insomma che bella soddisfazione ce l'hai anche tu. Sì, insomma, indubbiamente. Oggi c'è il professor Dino Ponchio che è presidente, ma insomma questi sono premiati sotto sì. la Dino ha lavorato presidenza. con me ben 10 anni come direttore della scuola, ed era molto importante, e abbiamo lavorato sempre assieme, quindi io ho dato il passaggio a una persona che è stata assieme con me in tutti questi anni, e credo che sia anche importante rivedere questa gente, questi dirigenti, tecnici, atleti, che sono felici di prendere una semplice medaglietta. Questa è una semplice medaglietta, ma averla al petto è un grande onore. È un grande onore per un uomo di sport, e quindi li sento proprio con grande affetto, e oggi è stata per me una serata stupenda, perché ho rivisto tante persone che per una medaglietta sono venuti da tutto il Veneto, star qui e prenderla e portarla a casa. E non è poco. Ti manca un po' la presidenza del CONI? Ti dico di no. Sinceramente voglio dedicarmi un po' sempre allo sport, ma lo sport, tu sai che sono nel mondo del nuoto, sono tornato a lavorare nel mondo del nuoto, e il CONI era troppo impegnativo, specialmente il sabato, la domenica, i pranzi, le cene, le cerimonie. Ma hai avuto anche delle belle soddisfazioni. 16 anni sono stati fantastici, però devo dire che poi bisogna avere la grinta, e ho visto che Ponchio c'ha la grinta, e allora ho detto vai avanti. Ma ce l'hai anche tu, Gianfranco. Grazie Presidente Gianfranco. Ti chiamo sempre Presidente io. Grazie Presidente Gianfranco Bardelle. Ci ha raggiunto un altro Presidente della provincia di Padova, Fabio Bui. Buonasera Presidente. Buonasera. Allora, vi togliamo man mano dalla sala, perché dove ci sono le premiazioni, perché la location è straordinaria. Ci sono personalità importantissime all'interno, tra poco avremo anche il Presidente Malagò. Una bella serata Fabio Bui. Una serata straordinaria. Sentiamo i rumori, perché siamo qui, lo ricordo, in diretta dal Palazzo della Ragione, proprio in esterna, perché all'interno ovviamente non si potrebbe per via dell'audio, però passano fuori gli scooter, i motorini, quindi se sentite qualche rumore portate pazienza. Guardate, la regia sta inquadrando la piazza, è straordinaria. Noi ovviamente stiamo registrando un'ora prima delle 21, e quindi in questo momento la piazza delle Erbe è così, e quindi guardatela, perché è davvero meravigliosa anche questa piazza. Scusa se l'ho interrotta. Una serata straordinaria con tanti campioni, ma più che campioni dello sport, campioni anche nella vita. E persone che quotidianamente si mettono lì ad allenarsi nelle varie discipline sportive, anche in discipline apparentemente sconosciute, quelle che noi definiamo discipline povere. Si mettono là e sono esempio di impegno.
il Veneto ne ha tanti di questi campioni di sport e di vita. 13.000 associazioni in tutto il Veneto sportivo, un popolo che si muove, che fa sport, tantissimi giovani, e questa è la più grande palestra di vita che va sempre coltivata. Io Presidente mi arrabbio un po' con le istituzioni, perché dovrebbero investire un po' di più nello sport, perché poi lo sport è sempre l'ultima ruota del carro, perché giustamente dicono c'è la povertà, ci sono altre esigenze, ecco. Però lo sport è poi quello che fa crescere i nostri figli e quindi dovrebbe essere un attimino più tutelato, più finanziato sotto un certo punto di vista. È d'accordo in questo? Tutti mi dicono sì, però poi pochi fanno tanto perché questa cosa migliora. No, guardi, io dico sempre che le amministrazioni e soprattutto gli amministratori di oggi non si qualificano per i metri cubi di cemento che scaricano nel territorio o per le grandi opere, ma per quanto sanno investire per la scuola, per lo sport e quindi per i giovani e per il futuro. Ecco, su questo io per esempio come provincia sto dando un esempio che si può investire in formazione e si può investire in sport con importanti finanziamenti. Poi c'è da rivedere anche tutto l'assetto organizzativo delle varie associazioni. Oggi non possiamo più pensare al campo da calcio per ogni frazione, ma bisogna pensare al campo da calcio per un territorio. Dobbiamo pensarci come territorio, non è più il tempo di pensarsi come comunetto piccolo, e su questo alcune associazioni sono già avanti di 20 anni, altre ci stanno arrivando, ma dovremmo essere noi amministratori anche in questo accompagnare questa nuova mentalità. Grazie Presidente Fabio Bui, Grazie. Noi la lasciamo andare dentro perché le premiazioni sono ancora in corso, noi andiamo in pubblicità ma voi rimanete assolutamente con noi, a tra poco.